Benvenuti, bentrovati, ultimo nostro appuntamento settimanale, quello del venerdì prima del weekend, che è un po' il weekend che precede anche il Natale, quindi saremo molto più buoni con le nostre notizie, scherziamo naturalmente. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, su venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, sul digitale terrestre, ogni sera 19:40, 19:45 circa, in onda sul canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia per l'emittente del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24. Vediamo subito le principali notizie allora per quanto riguarda questo weekend che precede questo, per quanto riguarda questo venerdì che precede il weekend. Apriamo con la pallavolo, apriamo con Francesca Piccinini, ne avevamo accennato nei giorni scorsi, lei è tornata in palestra ad allenarsi, abita a Milano e si sta allenando con il Club Italia per cercare una convocazione in nazionale per le Olimpiadi di Tokyo. Intanto nella pallavolo maschile sono tutte vincenti le compagini italiane in Europa. Civitanova vince 3-1 contro il Fenerbahce, Trento batte 3-0 il CSKA Budojec, una formazione che viene dalla Repubblica Ceca. Nel femminile, oltre all'Imoco Volley Conegliano che ha vinto con Nantes per 3-0 ed è prima nel girone, in Coppa CEV passano il turno sia Monza che Busto Arsizio. Eurolega invece per la pallacanestro italiana, la X Milano contro Valencia vince di 6 con 78-7-8 a 7-1, quindi una vittoria finalmente per la X Milano. 8 punti in classifica e prossimo turno contro il CSKA di Mosca in trasferta. Parliamo di sci adesso perché ci sono delle gare rinviate per il caldo un po' anomalo sulle piste in alta quota. Ieri sprint di biathlon uomini con il nostro Windisch che è giunto settimo e oggi tocca alle donne con la bella Vierer. I Leoni del Benetton hanno vinto il match di ritorno la scorsa settimana contro Lione e ora guardano con più fiducia ai prossimi incontri, e sono 2 con le Zebre. Sentiamo Barbini intanto sulla gara proprio di sabato a Parma, il primo match contro le Zebre. Barbini. Barbini, archiviata subito la vittoria contro Lione, già si pensa in questa settimana naturalmente al match contro le Zebre. Sì, la solita routine della settimana, il lunedì mattina si analizza la partita che c'è stata nel weekend, ma dopo viene subito archiviata perché c'è subito un'altra partita a cui pensare. È una partita importante per tanti versi, tra l'altro con un ricordo, insomma, dove l'altro anno avete guadagnato la possibilità di andare avanti. Sì, cioè, ovviamente essendo un derby è sempre un qualcosa di speciale, però ormai tutte le partite ogni domenica, ogni weekend sono importanti perché ti danno la possibilità di guadagnarti 5 punti, quindi l'affrontiamo così, cercando di ovviamente prendere il massimo. Che partita sarà? Perché anche loro non hanno intenzione di mollare. Come sempre non hanno intenzione di mollare, sono una bella squadra quest'anno, giocano molto bene quindi sarà una partita dura, come ogni derby sarà una partita tirata, quindi bisognerà giocarsela fino alla fine. Questo Marco Barbini, terza linea del Benetton. Intanto ieri pomeriggio alla Ghirada a Treviso è stato aperto il Benetton Rugby Store. Sentiamo il saluto augurale del sindaco di Treviso Mario Conte, presente al taglio del nastro. Di solito quando vengo alle partite vinciamo, quando sto a casa perdete, mi sento un po', mi sento troppa responsabilità. Sabato cosa fai? Sabato vengo a vedere la partita. No, invece complimenti, faccio i complimenti ai Leoni perché stanno portando in giro in modo veramente con grande orgoglio, in modo vincente il nome della città di Treviso attraverso uno sport che è un custode di valori enormi e che fa lezione a tutti quanti, compreso la giunta, perché abbiamo fatto un'esperienza bellissima di team building proprio con i nostri campioni. Quindi grazie, è evidente che è una società in fermento che continua a crescere, questo è un ulteriore passo, lo stadio sta crescendo, l'amministrazione vuole crescere insieme ai Leoni e quindi, come ho detto anche in occasione della cena con i consorziati, bocciamo la proposta di Amerino di trasferirsi in altre città. Benetton Rugby significa Treviso e non esistono altre città
quindi forza Leoni, fuori e dentro il campo. E auguri di buon Natale a tutti. E questa è l'importanza, oltre naturalmente al semplice taglio del nastro e a questo negozio, l'importanza di essere sempre vicini appunto ai leoni trevigiani, come diceva il sindaco di Treviso Mario Conte. Lasciamo il rugby e parliamo di calcio, perché ci attende il mondiale per club che si sta giocando a Doha, finale tra il Flamengo e il Liverpool, in campo nella giornata di domani. Anticipo della 17ª giornata per quanto riguarda la Serie A. Sampdoria-Juve, finita 2-1, lo sapete, con questo gol di il primo di Dybala e il secondo di CR7, che sta facendo ancora parlare, insomma, foto dappertutto. Questo salto di 2,56 m ancora resta, insomma, memorabile. Il recupero della 7ª giornata non giocata per la morte del patron Squinzi del Sassuolo ha visto il Brescia prevalere per 2-0 appunto sul Sassuolo. Stasera ci vanno in campo altre squadre, cioè Fiorentina-Roma, che è tutta da vedere perché riveste particolare importanza. Domani invece Udinese-Cagliari, Inter-Genoa, Torino-Spal. Il resto domenica e posticipo poi lunedì. Ma c'è il calciomercato, c'è un calciomercato anche piuttosto vivo, attivo, si muovono un po' tutte le società. Il Milan sembra essere quello più deciso a rafforzarsi, sta stringendo i tempi, lo sapete, per Ibrahimovic, che però deciderà più avanti, e sta stringendo i tempi per questo giocatore francese del Barça, ovvero Todibo, e poi si è gettato su questo giovanissimo, 19 anni per lui, gioca con il Salisburgo, una promessa, lo dicono tutti, si chiama Haaland, e vedremo se il Milan riuscirà ad accasarlo. Intanto per la Juventus e per la Lazio c'è la Supercoppa che, guarda un po', si gioca ancora in un paese arabo e in un paese al caldo, perché troveranno una bella temperatura a Riyadh. Domenica sera le due compagini, tra l'altro, arrivano al meglio della loro condizione fisica per questo incontro, tutto da giocare, tutto da vedere. Andiamo in Serie B, dove le venete e le friulane stanno attraversando un buon momento. Sicuramente è buono per Tesser e il suo Pordenone, un Tesser che rientra in panchina, la squalifica gli è stata ridotta, sarà in panca contro l'Ascoli, si gioca alla Dacia Arena di Udine nella giornata di domenica. Domani si inizia con Cittadella-Chievo ed è un derby tutto veneto, poi ci sarà Juve Stabia-Venezia e si chiede al Venezia di ritornare precipitosamente a vincere, a fare punti, a levarsi da quella situazione di classifica non molto allegra. Come vi dicevo, il Pordenone domenica contro l'Ascoli alla Dacia Arena di Udine. In Serie C il Lanerossi Vicenza di Patron Rosso ha avuto questa battuta a vuoto nella Coppa, dove pensava di poter andare avanti, ma il Feralpi Salò ha vinto per 1-0 e il Feralpi Salò sarà la squadra che affronterà la Juventus Under 23 nella finale. Lanerossi Vicenza che deve quindi consolarsi, tra virgolette, insomma, con 4 punti di vantaggio sul campionato e sul Carpi. A 36 c'è il Padova che stenta un pochino, carenza in attacco. Andiamo a parlare di Serie D, perché la classifica della Serie D vede il Campodarsego volare a 39 punti, il Legnago che cerca di inseguirlo a -6 con 33 punti, il Cartigliano a 32, il nostro trevigiano Montebelluna è a quota 24 dopo la vittoria importante per 1-0 a Belluno contro il Belluno. C'è un'altra formazione veneta che sta andando molto bene in questo periodo, ha fermato la capolista domenica scorsa per 0-0, ha fermato la capolista Campodarsego. L'altro giorno abbiamo sentito Andreucci che faceva i complimenti appunto alla formazione del Mestre. Oggi sentiamo il giocatore del Mestre, Gritti, eccolo. Ma direi che è un punto guadagnato, siamo noi che siamo sopra in classifica, quindi noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, perché oggi forse non abbiamo espresso al massimo le nostre potenzialità, però devo dire che non avevamo niente da perdere, loro quello che dovevano dimostrare, noi abbiamo fatto la nostra partita tranquillamente, è andata bene così. È stato più difficile il campo d'arsego o il campo di gioco? Tutte e due, dai. In alcune zone del campo era un po' pesantino e facevamo fatica a muoverla, ogni tanto scivolavamo, però anche loro sono una squadra, lo sappiamo, hanno dei giocatori comunque importanti e se sono primi c'è un motivo. Noi abbiamo fatto la nostra partita, come ripeto, come prima, e va benissimo così, un punto guadagnato secondo me.
Matteo Gritti che conferma allora il punto veramente guadagnato sul campo del Campo d'Arsego, che si ferma a 39 punti per il momento, ed è un bel campionato senza dubbio. Un bel campionato è anche quello di eccellenza, sia il girone A, dove il Giorgione ha vinto ad Abano 1-0 e ha ridotto a 3 punti lo svantaggio dal Sona. Cosa vuol dire? Vuol dire che domenica nel match clou tra Giorgione e Sona ci sarà la possibilità per i ragazzi di Esposito di agganciare il Sona, e in effetti la società, il tecnico, i giocatori hanno chiamato e chiamano a raccolta tutti i tifosi, tutti gli spettatori che vorranno vedere e godere di una buona partita, sperando nel tempo anche che così dovrebbe essere abbastanza clemente per quanto riguarda le due squadre. Vedremo quello che succederà. Nel girone B invece troviamo il San Giorgio Sedico in testa, inseguito da una schiera di agguerrite concorrenti, ma per il momento tutte dietro. Sono Portogruaro, Porto Mansueto e forse, usiamo ancora il condizionale, forse questo rientrante Sandonà. In fondo alla classifica si toglie invece dalla palude, sembra più o meno, l'Eclisse Careni Pievigina deve stare attenta però a non scivolare ancora, e tra l'altro l'Eclisse Careni Pievigina affronterà domenica al D'Agostin il Portogruaro, che ha esonerato in settimana De Cecco. Per quanto riguarda le telecamere di venetoglobe.com, saranno appunto al D'Agostin a seguire questa gara interessantissima. Anche la promozione non scherza, nel girone D Opitergina sempre capolista, però si riduce a -6 il vantaggio dell'Opitergina sul Treviso, un Treviso che punta naturalmente a raggiungere l'Opitergina e a rimanere nelle zone altissime. Rischia in questo campionato il Conegliano, che è sprofondato al penultimo posto. Lasciamo il calcio, ne parleremo abbondantemente alla ripresa lunedì, e passiamo al basket. In Serie A2 femminile il Ponzano del tecnico Nicolas Zanco, che ha sostituito Filippo Pippo Campagnolo, al Palacicogna ha perso nel turno infrasettimanale l'altra sera con la capolista Moncaglieri 79-45, sconfitta pesante, collezionando così il 6° stop consecutivo. Domani sera chiusura dell'anno con l'ultima partita contro Udine, e anche questa partita sarà da prendere veramente con le molle. In Serie B maschile la Ruker Sanve contro la Sangiorgese, ritornata al successo, rimane in testa alla classifica tra l'altro con solo Bernareggio, perché si ferma l'Antenore Padova. Ora, prima di Natale, trasferta per gli uomini di Mian contro l'Olginate, che è la quart'ultima della classifica. Rimango a San Vendemiano per ricordarvi che nel villaggio Magie d'inverno noi saremo in diretta nelle giornate di sabato e domenica, ma domenica andremo a seguire anche un avvenimento, l'abbiamo già fatto un paio di settimane fa, andremo a collegarci con Pieve di Cadore, da dove poi vedremo i ragazzini della Sanve, dell'Ice Team Sanve, giocare a hockey su ghiaccio, quindi è la disciplina che per il momento sta andando in forza e sta veramente andando bene in quel di San Vendemiano. Noi lo seguiremo attraverso le nostre telecamere, www.venetoglobe.com, seguiteci sui canali Facebook e YouTube. A tutti voi buon weekend, ci risentiamo lunedì.